L'ultima partita casalinga della stagione per il calcio Padova femminile si gioca in notturna in via Vermigli. Le biancoscudate sono già salve e ospitano il Fiamma Monza che le segue in classifica. Il Padova gioca quindi molto più rilassata dopo aver strappato la salvezza in Serie C. Fiamma Monza invece che è matematicamente retrocesso. Ne viene fuori una sfida spettacolare che il Padova apre dopo 6 minuti con il gol del vantaggio siglato da Catuzzo su assist di Favero. Bello il sinistro di Arianna Catuzzo che non lascia scampo al portiere. Padova quindi subito in vantaggio, ma che al 26esimo minuto subisce questa azione della Fiamma Monza. C'è l'uscita di Ariana Orlando con i pugni e poi questo fallo proprio al limite dell'area di Nicoletto su Baratti. Per l'arbitro il contatto però è dentro l'area di rigore, quindi segna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Velati che tira in maniera molto angolata e segna così il pareggio della Fiamma Monza. È una partita bella anche nel secondo tempo, che si apre dopo 6 minuti con il vantaggio della Fiamma Monza grazie a De Grassi che vince anche un rimpallo, entra in area di rigore, spiazza così Elena Orlando per il 2-1 a favore delle Brianzole. Non è facile per il Padova recuperare, anche perché inizia un po' anche a piovere, però c'è una Arianna Catuzzo in versione strepitosa che entra in area di rigore, batte il portiere con un pallonetto siglando il nuovo pareggio del Padova. Una partita dalle mille emozioni. Nel finale di gara perde un pallone sanguinoso, siamo al 39esimo del secondo tempo. Il Monza può andare via in contropiede, un contropiede gestito benissimo che porta al gol del 3-2 di Baratti. Fiamma Monza nuovamente in vantaggio, ma il Padova non ci sta a chiudere la stagione con una sconfitta casalinga, e anche le biancoscudate di Mister Murru dimostrano di avere 7 vite, perché appena 4 minuti dopo il gol della Fiamma Monza c'è questo lancio lungo per Sofia Carli che entra in area di rigore e batte così con uno splendido pallonetto il portiere, trovando il nuovo pareggio biancoscudato. Ottimo anche il lancio di Chiara Sarain per Sofia Carli che con un pallonetto batte il portiere e sigla quello che è il definitivo 3-3. Finisce quindi con un pareggio in casa la stagione del calcio Padova femminile, che poi perderà anche il derby contro il Venezia. Si chiude al terzultimo posto nel girone B di Serie C la stagione del Padova, che strappa la salvezza e adesso si proietta già al prossimo anno.